Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Dopo 6 mesi di influenza di Valentina Branca. Sai che l'ho beccata brutta questa volta. La sciapala proprio. L'ho beccata brutta. Beh, sono felicissimo di averti di nuovo a fianco. Anch'io sono molto contenta. Sei la mia compagna di musica da 3 anni a questa parte. 2 settimane non lo fare mai più. No, mai più. Va bene. Mai più. Va bene. Altrimenti chiamo Fabrizio in regia che ti viene metta su posta prima. Ok, va bene? Va bene, forse Fabrizio. Buon lavoro Fabrizio in regia e benvenuti a tutti voi a casa. 348 80 40 254 è il numero. È il numero per le vostre richieste. Ma prima di andare avanti, mia cara Valentina, devo fare un abbraccio enorme ad un paese intero. Ma enorme, grandissimo. Ma proprio enorme, a Barge. Ciao amici di Barge! Ma perché questa mattina sono stato a Barge, anche oggi pomeriggio, e ho avuto modo di incontrare delle persone straordinarie. Tanti che ci seguono ormai da più di un anno, tanti da 2, tanti da 6 mesi, però tutti hanno avuto delle parole straordinarie per Casa Peiretti. Grazie. E mi avete regalato una giornata strepitosa e sono contento che Rete 7, che Casa Peiretti entrerà a far parte di tanti
dei tanti loro eventi che hanno a Certo. Barge. Quindi grazie al presidente Proloco, grazie a tutti i commercianti, è stata una giornata di incontri, di parole, ma soprattutto di grande soddisfazione e di grandi emozioni, e questo un abbraccio e un bacio da Enrico Piretti. Insomma, siamo qua in diretta, tra un po' giocheremo, adesso facciamo vedere, occhio che questo numero che ho a fianco serve per messaggi per quanto riguarda le vostre richieste, tutte le vostre foto, mandate in onda tutto ciò che avete nel cellulare, mentre questo numero che vedete qui alla sinistra di Valentina Branca, il 350-187-3308, serve per prenotarsi per vincere la maglietta di Casa Peiretti. Mandate un messaggio a quel numero col vostro nome e cognome e venite messi in una sorta di grande ampolla dove tutti giocherete e parlerete in diretta insieme a me, ok? Quindi è semplice la cosa? Sì. L'ampolla, viva! Tu hai messo la mano dentro un'ampolla? Quando pescavo i numeri, sì, una volta quando eri piccolino ti prendevano sul palco per pescare i numeri. Tutte le volte che sento la parola ampolla mi viene in mente il film di Pieraccioni. Presente che lui va in quel club di scambisti dove nessuno doveva dichiarare la propria identità e si chiamavano per cognome, no? E lui mette la mano nell'ampolla che non si toglieva più. Cioè, non so, mi è venuto in mente questo. Adesso continuiamo con la musica, con un brano super richiesto proprio da voi, e per la prima volta la nostra Valentina Branca ce lo canta, Super Eroi, Mr. Rain. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili, vicini, e ovunque andrò sarai con me. Supereroi sono io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano, guariscono sopra la pelle ma in fondo ci cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Oh, 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 quando siamo distanti, ogni volta che piangi, piange pure il cielo. Oh, non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili, vicini, e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice è anche mia. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia, perché siamo invincibili, vicini, e ovunque andrò sarai con me. Supereroi sono io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili, vicini, e ovunque andrò sarai con me. Supereroi sono io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Valentina Branca! Ho ancora la grazie. voce un po' così, dai. Vabbè, ma sei stata male 15 giorni, ci però sta, è ci sempre un'emozione e un immenso piacere averti accanto. A proposito del 348 80 40 254, sono arrivate diverse richieste Sì. ieri.
tra le quali questo brano qui bellissimo che non vivo più senza te. Pronti amici a cantare con noi? Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro. Cedono, il mondo è un poco piccolo, ci si ritroverà. Nei nuovi tempi galoppano tra i vortici, i sogni pettinandosi ritarderanno un po'. No signora no, Mi piaci, no signora no, mi piaci, no signora no, ti prego. no signora no, non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te, anche se la solitudine è nera e non è sera, la solitudine è sporca e ti divora, la solitudine è un suono che si sente senza te. Ma questo brano mi dà un'energia, Una una grinta, grinta. ma sciorba le tortellini, così. Vabbè, perché con tutte le volte che mi esalto parlo Non lo in so. questo dialetto? Non saprei. Soprattutto che dialetto è? Sciorbe, tortellini. È romagnolo, È romagnolo. E non sono mai stato in Pensa, in avrai Romagna. dei parenti, Non sono mai dei- stato in Romagna mia. Ragazzi, siamo in diretta 348 80 40 254. Senti Fabrizio, sono molto contento di ciò che mi hai scritto, che sono arrivati tanti messaggi. Quindi cosa ne dici? Andiamo a leggerne già qualcuno? Sei d'accordo? Solo se sei d'accordo tu, solo se il nostro Fabrizio è d'accordo. Vediamo un po'. Eccoli, addirittura già pronti. Vai. Ciao Enrico, ciao Valentina, vi sto guardando, non assomiglio un po' a Valentina? Ciao Max. Sì. Da piccola ero proprio così. Ma che bella! Mamma, se trovi una foto mandala, così le facciamo vedere. Se ti assomiglia? Un pochino Ma che sì, ha bello! ragione. Buonasera amici di Casa Peretti, auguro a tutti una buona primavera. Vale, non ti sembra ora di rimetterti? Ciao Massimo da Hai Brescia. ragione, Massimo, hai ragione. Ma oggi è il primo giorno di primavera o fra un mese? Non mi ricordo È più. oggi, È 21, oggi? 21. Giorgia che canta con voi Supereroi, la sua canzone preferita. Ciao Giorgia! Ciao, guarda che turbante. Mamma mia, che bella che sei, Gio. Ciao Enrico e ciao Valentina, bentornata. Giovedì vado a ritirare la maglietta che ho vinto, poi ti mando la foto. Ok, vi saluta mia mamma. Antonio è un po' influenzata. Voglio tanto bene. Baci, la vostra Daniela da Torino. Ciao Daniela! Ciao. Grazie, saluti anche la mamma. Forza Antonio, un po' di influenza passa, è guarda. normale in questo periodo, un po' fa freddo, un po' fa caldo, sempre buona musica, grata Luisa da Pavia, una settimana dalla nonna. E gli ha fatto il maglioncino. Beh, straordinario, che bello. Molto bello. Ciao Enrico caro, ho visto il messaggio mandato da Leonardo che ha chiesto ad Amedeo di cantare la canzone di Pino Daniele Notte che fai. Vorrei unirmi a questa richiesta, grazie Enrico Cataldo da Torino. Guarda, prossima settimana sarà di nuovo qua Amedeo, probabilmente giovedì prossimo, quindi secondo me sta già facendo i compiti, quindi oggi pomeriggio la già sta a provare, come dire, la già sta a provare. Ciao, benvenuta! Chi sei? Chi sarai? Chi lo sa? Vediamo Chissà se che abbiamo... sarà di noi. Esatto, Casa Peretti è sempre un meraviglioso arcobaleno, riuscite sempre a stupire e a portarci felicità. Baci Dani, ciao Dani, grazie! Buona serata caro Enrico, ritorniamo insieme a voi dopo la strepitosa serata di ieri con il grande Max Pezzali. Un abbraccio da Alfonsina e Germano. Beh, salutiamo Alfonsina, salutiamo Germano e salutiamo Max Pezzali che ci guarda tutte le sere. Sì. Bentornata Sister Branca, maestà Enrico come sempre superlativo. La Peppa Ciro. Maestà mi sta ancora bene, ma superlativo esageri Ciro, grazie. Un bacio da Chanel. Ciao. Fantastica Chanel, bellissima. Chanel. Ciao Enrico, bentornata Valentina, mi potete fare la canzone Il ballo del mattone, grazie. Carla di Luserna. Ma pensate che l'abbiamo pure provata? L'abbiamo provata Carla, ma non sono ancora in forma, porta pazienza, settimana prossima. Prossima settimana arriverà il ballo del mattone.
Ben ritornata Valentina, grazie per la compagnia. Ciao la nostra Elena, grazie, Ciao, Elena, grazie Elena. Bentornata Vale, bravissimi Ele. Grazie. Ciao Ele, grazie. Ciao. Che bello ritrovarvi ogni sera. Ciao amici, Giovanni, da Alessandria. Sì, noi siamo ogni sera, da lunedì a venerdì, in diretta, dalle 20 alle 21, sul canale 13, il canale più bel cahier. Olè. Bentornata Vale. Walter. Fiori, fiori, fiori Grazie, dal nostro Walter. Walter. Grazie mille. Ciao Enrico, anche questa sera siamo davanti alla televisione e ti seguiamo, sei stupendo. Ti chiediamo una canzone da zero, Spiagge, che bella. Ti vogliamo bene, Miki, nonna Pina e zia Rita. Guarda, se va bene te la faccio domani sera, ok? Voi restate sempre in mia compagnia. Bentornata Valentina, che bello rivederti. Cristina e Marco dall'Equio Tanaro. Grazie ragazzi e salutiamo tutti gli amici che ci seguono dall'Equio Tanaro. Spiagge dipinte in cartolina. Bentornata Valentina, siete i migliori, buona serata Silvia, grazie. Grazie Silvia, ti abbracciamo. Ciao Enrico, grande serata in Casa Peretti questa sera, come sempre, grandi brani musicali interpretati magistralmente, rigorosamente dal vivo. Bentornata Valentina, sempre più brava, sono felice di vederti, salutissimi a tutti voi. Francesco da Turin. Grazie Francesco. Bellissimo inizio, bravissime tutte e due, bentornata Valentina. Ornella da Lusernetta. Ciao Ornella. Ornellina nostra cara, ciao, bellissimi inizio, bentornata Valentina, lo dice la nostra Maddalena. Grazie. Ciao, facciamo anche gli auguri a tutte quelle che si chiamano Maddalena, che per caso ieri hanno fatto il compleanno. Ieri tutte quante. Brava Valentina, canti divinamente. Paolo da Pinerolo. Grazie Paolo. Tutte proprio. Vabbè, dai. Starà ridendo, Ma certo, sono sì. sicurissima. Ma io avrei una foto compromettente da mandare, Rosanna. Tu la mandi, poi la Ci regia. sono delle nudità. La regia non so se la manda in onda, però tu prova a mandarla. La regia piuttosto me la gira prima a me e vediamo cosa succede. Ultimo messaggio, poi lanciamo la pubblicità. Enrico, qualche canzone delle orme, grazie. Sì, Walter, facciamo gioco di bimba la prossima settimana con Amedeo, che la sta Sì. piano piano rispolverando. Noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e poi arriva lui. Bello, il nostro giochino. Pubblicità. Eccoci qua, torniamo in onda. Gentilmente c'è un piccolo problema tecnico e chiedo alla nostra concorrente che si chiama Paola, che si è prenotata ormai 2 settimane fa, se prova a chiamare lei noi al 350 187 3308. Non riesco a capire come mai non riesco a chiamare io, vediamo un po' se Paola riesce a chiamarci subito al 350 187 3308. Se riusciamo, bene, altrimenti ci riproviamo nel secondo blocco pubblicitario. Questo è il bello della diretta, certo. amici. Però se anche voi volete parlare o tentare di parlare con Casa Peretti, 350 187 3308. Eccola Vediamo qui. un po', dovrebbe esserci. Vediamo se funziona. Pronto Paola, ci sei? Vediamo un po'. Vediamo. Pronto? Pronto? Ciao Paola, Eccomi. buonasera e benvenuta. Ciao. Ce l'abbiamo fatta. Grazie. Io non so come sì, mai ce l'abbiamo non fatta. riuscivo a chiamare, magari mi è finito il credito, Branca, mi è finito il credito, che figuraccia. Ciao Paola, da dove ci chiami? Chiamo da Armeno, appena sopra il lago d'Orta. Wow, che bel posto, meraviglioso. Ormai Sì. sai come funziona Casa Peretti, ma prima vorrei Certo. sapere da te, da quanto tempo segui Casa Peretti, cosa ti piace di Casa Peretti? Allora, vi seguo da ottobre. Mia figlia Agnese, facendo zapping, ha sentito una canzone che le piaceva molto e da quel momento vi abbiamo sempre Wow. seguiti. Ma ti ricordi anche qual era questa canzone? Dovrei chiedere a mia figlia, però non... Va bene, non importa. Riguardava forse... Avete fatto il programma con le canzoni dei bambini. I cartoni animati, ok, che prossima settimana lo rifacciamo, certo, Branca, certo. prossima settimana ok. lo rifacciamo. Allora, benissimo, sarà Sei contenta. pronta a giocare con noi? Ormai il gioco lo conosci già? Avrai 5 sì. indizi, 2 minuti di tempo, il primo minuto starò rigorosamente in silenzio. Tu prova a Certo. lavorare di fantasia, a viaggiare con la fantasia, mentre Ok. nel secondo minuto sarà un minuto di fuoco dove cercherò di aiutarti. Allora, se sei pronta, mi dai Va il via, bene. parte il tempo. Prontissima. Prontissima? 3, Vai, 2, vai 1. pure, Enrico. Eccoli, gli indizi sono sole, pompa, vista, mare, canna. Sole, pompa, vista, mare, canna.
Buon divertimento, vai col tempo, regia. Grazie. Vista mare, canna. Ai ai ai. Sole, luce del sole, i raggi del sole, vista, panorama. Mare, non ne ho idea. Dai, lavora con la fantasia, dai che ce la facciamo. Canna da pesca, Non proprio. sole, vista, occhiali da vista, Ci siamo quasi, Dai, occhi di ragazze, no? Stop al tempo. Hai un'idea di quale canzone possa essere? No. Però prima Purtroppo no. mi hai detto una frase importante, Occhiali. Occhiali da Potrebbe. vista. Adesso ti aiuto io. Vai col tempo. Ok, facciamo così. Facciamo una cosa divertente tra me e te. Quando vado al mare, no? E voglio andare lontano dalla spiaggia, a parte nuotare normalmente, per farmi aiutare, cosa potrei mettere nei piedi? Le pinne. Ok, e fino lì ci siamo. Quando vado in colorificio, potrei chiedere un color canna di. Fucile. Ecco, e quindi. Ah, con le pinne, fucile ed occhiali. Sì! Fuochi d'artificio! Fuochi d'artificio! Bene. Bravissima! Pinne, fucile ed occhiali. Insomma, sei stata molto brava. Non era facile, non era difficile, però sei stata molto Mi hai brava suggerito bene. a intuire. Vuoi fare qualche saluto, Paola? Allora saluto tutta la mia famiglia, mia nipote Margherita e naturalmente tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando e tutti voi. Un super mega abbraccio e grazie della compagnia. Grazie Paola, tante. grazie a te, grazie di cuore e complimenti. Ciao! Grazie, Ciao, buona ciao. continuazione. Ciao Valentina, Ciao. ben guarita. grazie mille. Ciao. Ciao. a tutti, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ma hai notato, Peiretti, Sì. che tutte le persone che chiamano noi, o noi chiamiamo loro, insomma, hanno una voce solare e contenta? Vabbè, Ti ma non è- rendi conto del potere di Casa Peiretti? non tutti i giorni parli al telefono con Enrico Peiretti, con Valentina Io Branca sì, io sì. sì, tu, No, nel senso tu che- tutti i giorni parli al telefono Sì. come me, è un po' diverso. No, non siamo No, in diretta hanno- televisiva. Ah, sì, siamo hanno anche in una diretta. luce, hanno una luce anche nella voce, si sente che sono contenti come siamo contenti noi. È vero, hai È vero, ragione. no? Adesso io e la Valentina vi proponiamo un brano che a noi piace tantissimo, ha un testo straordinario, una musica straordinaria, non è stato un grande capolavoro, non ha avuto un successo incredibile, però è un brano dei Pooh Sì. che parla di una donna che si chiama Isabel. Isabel.
127 volte. Il giro per i retti è questo. Tararà, tararà, tararà. Oh, l'ho sbagliato 2 volte su 3. E poi dicono non siete dal minimo. Registriamo anche gli errori, noi. Esatto. È questo il trucco della diretta. Siamo talmente pirla che registriamo gli errori. Esatto. A proposito di cose belle, bellissime, come possono anche essere ogni tanto qualche errore, Sì. invece questi non sono errori, ma è tutto l'affetto che i nostri amici a casa ci dimostrano. Vai coi messaggi, regia, vai, eccoli qua, tutti. Bentornata Valentina, promettici che ci sarà sempre a casa per i retti. Ma questo ve lo prometto io, ma Certo. sicuro, ma scherzi? Casa Peretti è iniziata con le 4 gambe del tavolo e finirà con le 4 gambe del tavolo. Ciao a tutti voi, questa sera un'ora di bella musica, siete grandi, Guido, Elena e nonna Maria da Fossano. Ciao nonna Maria! Non so perché mi è uscita questa voce un po' bergamasca. Da muratore bergamasco. Ciao amici, bentornata Valentina. Ci sei mancata tanto. Volevo farti una richiesta. Sì. Se ci canti Sei nell'anima Sì. di Giannini. Oggi non sto parlando, sto leggendo. Grazie mille, buona serata a tutti voi. Un caro saluto da Wanda e Marco di Barge. Wanda e Marco ve la canto la settimana prossima che sto meglio con la voce. E non facciamo i cartoni la prossima settimana. No, Voglio fare i abbiamo cartoni. cantato i Chismi, Ecco, questa è la chismi, Valentina piccola che assomiglia a quella bella bimba di prima. Ma davvero tanto, È a parte vero, no? scherzi, tantissimo, che meraviglia. Buonasera Casa Peretti, sempre buona musica con te Valentina. Io aspetto sempre la mia dedica a Massi, Massi. che credo che sia il brano Una lacrima sul viso, ma non mi ricordo bene, dovrebbe essere o quello o Farfallina, non mi ricordo più. Ciao Enrico, Valentina bravissima, hai cantato Supereroi benissimo, un bacione a tutti voi, un saluto a tutta la regia dalla Family Fava. Ciao Fava. Ciao. Sempre presenti i nostri Fava. E che Oggi un bel giro in bici sentendo voi. Siete fortissimi. Un saluto da Jacopo e Davide da Sissi Rosso. Ciao Jacopo. Che Ciao bella Davide. foto che hai fatto, Davide. Sembra un po' un fotomontaggio, ma non lo è. Non lo è. Lo è. Ciao Enrico, quando puoi mi piacerebbe ascoltare Con te partirò di Andrea Bocelli, Andrea di Barge. È un brano complicato, è già arrivata questa richiesta, vedremo di farlo in questi giorni. Ciao ragazzi, salutiamo la Cica del Sol di Settimo Torinese, il migliore centro estetico di Torino. Pubblicità occulta, la Cica del Sol. Ciao Cica del Sol. Grandissimi, il migliore proprio. Migliore. Grandissimi, stupendi. Paesi di Casa Peretti da Milano. Ciao Milano. Ciao, a Milano. Certo, in Lombardia. Ci vedo in Lombardia, ci vedo in Liguria, Val d'Aosta. Petrina. Sul satellite ci vedo in tutta Italia. Wow, che bello. Bentornato Valentino, un abbraccio a te Enrico dai tuoi fans. Bettetino. Ciao ragazzi, ciao. Un grande saluto alla mia amore Cinzia, Fulvio e tutti voi da Maurizio, dal super paese di Bagnasco, Cuneo. Wow, salutiamo Cinzia, Fulvio, Ciao, Maurizio, tutti. Ciao Enrico e ciao Valentina, vi voglio bene, mi fate compagnia, vorrei sentire Va Pensiero, che secondo me riuscite a farla perché siete bravissimi. Cristina da Cavaller Maggiore. È bello. È patria della concorrenza Cavaller Maggiore. Continua a guardarci, brava. Salutiamo anche la concorrenza. Ciao concorrenza, ciao Enrico, bentornata Valentina ed ora facci sentire la tua voce. Un bacio a tutte e due, no, daglielo a lei. Scusa, Amedeo, bacia lei, io ti bacio solo la pelata. Che Grazie, a me piace, Amedeo, a me baciare la pelata di Amedeo porta fortuna. Bentornata Valentina, bravi frizzanti come il primo giorno di primavera, Laila. Grazie Laila. Grazie. Rose rosse per me mi ha regalato la Laila. Ciao, sei l'onore di Luserna. Mi puoi eseguire una canzone di Grignani? Marinella, addirittura l'onore. Bene, arriverà anche Gianluca Grignani. Ciao Assolutamente. Marinella, grazie. Ciao Enrico, oggi la nostra fantastica zia Elena di Piobesi Torinese compie 83 anni, vogliamo fargli tanti auguri, i nipoti. Ma mandiamo una foto della zia Elena, così si rivede in TV. Ciao zia Elena, auguri. Ciao grandissimo Enrico, mi puoi tranquillizzare per il gioco? Perché voglio a tutti i costi la stupenda maglietta, grazie da Miki Novara. Certo, cercherò di aiutarti come aiuto tutti. Insomma, io ce la metto tutta, poi a volte riesco, a volte no, però. Siete grandissimi, ciao Vale, sei magnifica. Maurizio da Villa d'Ossola. Ciao Maurizio! Ciao, grazie ciao, Maurizio.
Ciao Vale, ciao Enrico, sei bella e brava. Mi dedichi una canzone, Vale Eliana di Torrepellice. Certo. Ok, quale punto vogliamo dedicare? dedichiamo Una a caso. Ciao a tutta Casa Peretti, ciao Medeo. Medeo? Dove è finito Medeo? Enrico, mi piacerebbe dedicare al mio migliore amico e fratellino Gabriele, a cui voglio tanto bene, l'amico E. Grazie Enrico da Collegno, va bene, te la facciamo in settimana con tanto di dedica. Ciao, ma come siete bravi, mi fate il brano La voce del silenzio e vi saluto con tanto affetto. Giuse da Novara arriverà anche. Ricordo che tutte le vostre richieste vengono scritte nella lavagna magica che le trasforma in musica. Ciao a tutti dal Lago di Garda. La Yvonne che vi segue sempre richiede Angeli Negri, bella, di Fausto Leali. È un brano che qui o Bianchini o Amedeo vanno a nozze, quindi vediamo cosa succede. Il Lago di Garda, Peiretti. Oh già, beh, sei già stata al lago? Io adoro il Lago di Garda. La canzone di Gianni Morandi era Apri la finestra, grazie. No, sarà apri tutte le porte. Però lì apriamo anche la finestra perché fa caldo, quindi apriamo tutto. Bravissimi e talentuosi, grazie chiunque tu sia. Perché poteva cantare apri le finestre, era bella, no? E tutte le porte. C'era tutto praticamente, tira sul tetto. Ciao, buonasera a tutti, guardo sempre il programma e vorrei salutare il mio papà Gianni, ottimo lavoro. Bravo papà Gianni. Questo l'hai mandato tu. No. Sì, te lo sei automandato. No, il papà in comune. Quando Pueretti si facchineggia è adorabile Livio Cepollina. Ma davvero? Grazie, è vero, Livio. Davvero Livio, davvero. Hai grazie. ragione, hai ragionissima. Come parlate ai facchinetti che oggi ho avuto da dire. Ciao Enrico e ciao Valentina, bentornata a cantare bellissime canzoni. Buona serata Silvana e Giacomo. Grazie ragazzi, ma sì. Lo sapete che io suono anche la tromba ancora? No, basta. No, ascolta, non abbiamo più avuto messaggi stupidi col simbolo della tromba. Non iniziare, ti prego. Ciao, sono Romina dell'Agraria. Ecco la Bargese. Un saluto a tutti noi. Complimenti per la trasmissione. Ho conosciuto oggi delle persone stupende, tra le quali Romina dell'Agraria Bargese. Grazie. Ciao. Che bello, che bello. Gli ho detto, mi raccomando, stasera guarda, mi manda un messaggio. Se mi vedi, manda un messaggio. L'ha fatto, vedi che visto. puntuali. Noi invece puntuali anche noi, ci fermiamo 2 minuti e mezzo e poi torna in onda Valentina con un brano di Mia Martini che è una vostra richiesta, ma soprattutto che è bellissimo. Pubblicità. Grande richiesta. Ti è successo, dolce amico? Forse sei un poco innamorato. Avrei pensato che ero sola, che insieme a lui non stavo più. Che ti è successo, amico mio? Magari ne ho un po' colpa anch'io. L'ambiguità mette radici dove il pensiero va a morire, ma quante volte lo lascerei, sai quante volte di nuovo io lo inventerei, io porto i segni del suo dolore e lui respira, seguendo il ritmo del mio cuore, dalla ruota del mio destino, lui sale e scende, per ogni volta sembra un po' più grande. Ti avrei rubato la dolcezza per disegnarla sul suo viso e avrei voluto riposare solo un momento accanto a te, ma quante volte lo lascerei, sai quante volte di nuovo io lo inventerei, io porto i segni del suo dolore e lui respira, seguendo il ritmo del mio cuore, dalla ruota del mio destino, lui sale e scende ed
Quanto ci manchi, mia cara Mia sì, Martini. sì. Quante canzoni straordinarie hanno scritto per lei e come le ha sempre interpretate. A proposito di canzoni e soprattutto di vostre richieste, Sì. la prossima, mia cara Valentina, è una canzone che tutte le volte che l'ho cantata nella vita ho sempre pensato a mia sorella, perché in realtà questa canzone è un colloquio di un fratello insieme a una sorella. È stata richiesta ieri e la canzone è Farfallina. Che tu l'anima l'hai e come fai, piccolina, a dire sì o no. Non pensare che sia pazzo se sto a parlare con te e che sono solo sorellina, così troppo solo che tutti ho bisogno d'affetto, per oggi tienimi con te. Ho bisogno d'amore, ho bisogno anche di te. Ho bisogno d'affetto e di qualcosa che non c'è. E questo brano lo dedico a mia sorella che si chiama Michela. E poi una cosa particolare che si chiama Michela Peiretti, cioè proprio ha lo stesso mio sì? cognome. Cioè Sì? Ciao Michela! Grazie! Lo sapevo, era troppo tenero, è stato troppo tenero fino adesso, lo sapevo. Ma guarda, è un caso, È un cioè, caso, mia sorella ha lo certo, stesso certo. cognome. Cioè pensa si chiamava Enrico, cioè erano proprio uguali, invece no, il nome è diverso. Ma meno male. il cognome è sempre Peiretti, Meno male. Ciao Michelona, ti voglio bene. Andiamo a finire i loro messaggi. Vai! Vai Fabrizio, mi distrai. Ciao Enrico, mentre vi guardiamo un saluto da Torino. Ciao ragazzi. Ciao, ma come siete belli, coccolosi. Grazie per stare in nostra compagnia. Amico mio, il lago di Garda ti aveva già salutato un anno fa. Ti ricordi il pirata del nostro video? Oh, Grazie già, dei Total sì. Black. Sì, ma ci ricordiamo del lago di Garda che a me piace molto e quindi ho detto guarda. Il pirata Popò nella ci hanno botte mandato un sicuro. messaggio dal Stiamo lago. festeggiando la vittoria. Grazie ancora a Paola Agnese, Maurizio D'Armeno. Grazie ragazzi. Brindate per noi, eh. Mi raccomando. Ciao ragazzi, mi cantate Vento nel vento di Lucio Battisti. Grazie Claudio da San Secondo. Boh, è un brano che non so, ma imparerò, mio caro Claudio da San Secondo. Sono pirla, lo so. Valentina Branca, ti amo. Grazie. Cosa c'è di più Grazie. bello? Grazie mille. Chi è secondo te? Chi lo non sa? lo so. Uno Spero che ti ama. qualcuno che abbia un conto corrente abbastanza Soprattutto. spesso. Ciao Vale, mi suoni la Ma no, Sì, no, io questi sì. messaggi abolisco questi. Sì. Io aborro questi La messaggi. settimana prossima. Un saluto a voi tutti. Ciao Enrico, Bra ti saluta e forza Juve. Ciao Bra! Ciao, ragazzi. Ciao da Nicolò, un vostro grande fans. Ciao Nicolino, grazie. Viva Nicolò. Grazie che mi hai fatto la canzone di Mia Martini. Brava Valentina. Ciao da Elena. Grazie a te per averla richiesta. Buonasera, sono Michele da Torino. Volevo chiedervi dove posso trovare le basi musicali che utilizzate. Non possiamo dirtelo, altrimenti farebbe pubblicità. Quindi cerca su internet il sito più famoso per quanto riguarda l'Italia. Ciao ragazzi, grandissimi, vi abbraccio. Gregorio! Ciao Gregorio! Grazie! Brava, affascinantissima Valentina Branca, sei tanta. Miki da Novara. Grazie mille. Sei tanta. Anche i Pulo dicevano. Oh già, nella canzone. perché sei tanta. Mi hai fatto emozionare con Farfallina, Enrico. Il male di oggi, la società fredda. Tutti abbiamo bisogno d'amore già. ed affetto, giusto Laila? Sì. Io durante il testo ho anche bisogno un paio d'occhiali perché l'ho sbagliato mezzo. Però grazie comunque Laila, grazie. La canzone era La donna... la richiesta di Massi. La donna cannone. Te la faccio domani Massi, adesso me lo scrivo, La donna cannone. Ok, scusa, non è ancora arrivata ma arriverà domani, che è un brano che a me piace tantissimo. Grazie per averlo richiesto e chiudiamo così.
perché oggi ho incontrato tanta gente. Voglio salutare tutti loro così. Si sbaglia sai, quasi continuamente sperando di non farsi mai troppo male, ma quante volte si cade. La vita sai è un filo in equilibrio e prima o poi ci ritroviamo distanti Davanti a un bivio, ed ogni giorno insieme per fare solo un metro in più. Tutto il bene che riusciremo a trovare in ognuno di noi. Ha cantato per voi Valentina Branca. Ciao! Ha diretto la regia Fabrizio. Ma a volte poi basta un sorriso, solo sciogliere in noi anche un inverno di gelo e ripartire da zero. Perché non c'è limite per nessuno che dentro sé abbia un amore sincero. Dai, solo un respiro. Tutti Noi siamo angeli in volo venuti dal cielo, ma gente comune che ama davvero, gente che vuole un mondo più vero, la gente che incontri per strada in città. E uno strepitoso Enrico Peiretti! grazie. Se volete rivedere questa puntata tra mezz'ora, niente di più, niente di meno sul canale 83 Video Nord, altrimenti alle 4:15 di questa notte, sempre su Rete 7. E se per caso la volete rivedere anche fra una settimana, andate su YouTube, il canale dedicato alle puntate di Casa Peiretti, e ci sono davvero tutte lì dentro. Eh sì. Io voglio ringraziare ognuno di voi perché siete sempre tantissimi e ogni sera mi invadete, ed è l'unica invasione che davvero mi piace, con tutto il vostro affetto. Grazie a tutti, buona serata, ciao! A domani!